Buonasera dalla Pala Tedeschi, è già tempo di big match in Serie A2 Elite Girone B. Torna in casa il GG Team Wear Benevento 5 che ospita il Defender Giovinazzo. Entrambe le squadre sono a 6 punti. Parte il match con il primo possesso della Giovinazzo, detto Tanche. Attenzione a Renoldi che se la porta sul sinistro. Renoldi, il salvataggio di Divanei. Giocata qui di Tanche, la parata e poi Di Fonso non riesce nel tap-in. Abdala. Avanza Montefalcone, pronto al lancio che diventa quasi un tiro. Montefalcone. Renoldi rischia e poi la parata di Montefalcone su Di Fonso. Lancio in avanti per il movimento di Di Fonso che calcia col sinistro. Ragione in buca. Lotta Fanfulla che si gira. La parata di Montefalcone. Si era girato benissimo il classe 2005. Si mette in proprio Abdala, ne salta 2, ancora Abdala, ne salta 3, ancora Abdala, il cross al centro, non ci arriva Caruso. Avanza Montefalcone, carica il destro, parata di Lanotte. Lancio di Montefalcone lungo, colpo di testa di Divanei. Di Fonso elude l'intervento di Renoldi, 3 contro 2, occhio a Tanche, la palla è per il destro. Parte Rafinha, Volonnino, cercava De Crescenzo, palla che si impenna. De Crescenzo riesce a recuperare la sfera, non c'è fallo, Volonnino 3 contro 3, va via Volonnino, si accentra, Volonnino. Parte Tanche, Montefalcone attento sul primo palo. Di Fonso. Tanche calcia, Montefalcone col piede, poi Divanei sul fondo. Renoldi, Caruso, movimento di Abdala, servito, va via Abdala, ancora Abdala, palla al centro e l'autorete. Il vantaggio della Benevento con la sfortunata autorete di Di Fonso. Divanei, calcia, Zonta recupera e poi Rafinha, palla sul fondo di un nulla. La giocata qui con la parata di Montefalcone e poi la traversa di Tanche. La tiene Abdala, finisce qui la prima frazione di gioco con il Benevento avanti 1-0. Rafinha la mette giù, ha un po' di spazio Volonnino, va a duellare con Divanei, ancora Volonnino. Largo da Rafinha che calcia col destro, forte ma non preciso. Ancora il 51 dopo il tocco di Lanotte, spazio di Benedetto, allarga per Divanei, Divanei sul fondo di un nulla, che occasione! Rafinha anticipa Fanfulla, giocata qui di Abdala che va via, l'assist per Caruso che lascia Renoldi che non sbaglia, 2-0 della Benevento, ancora Vitor Renoldi qui al Pala Tedeschi. Il raddoppio dopo 3 minuti e 22 secondi. Punizione, parte ancora Renoldi, l'assist per il destro di Abdala. Punizione. Parte Rafinha, la respinta di Lanotte. Palumbo. Di Benedetto salta Abdala. Montefalcone attento sul primo palo. Palla sul secondo palo e Di Benedetto sbuca alle spalle della retroguardia del Benevento e accorcia le distanze. 2-1 per accorciare le distanze. Ancora Di Benedetto che calcia col destro. Ancora Di Fonso. Montefalcone esce con i tempi giusti. Momentaneamente al power play, vediamo più avanti. Occhio ancora Di Benedetto. Montefalcone. Calcia Renoldi, Caruso sbuca, lascia ad Abdala, la notte in spaccata, poi cade Abdala che si è fatto male. Altro grande gesto da parte del Giovinazzo con Di Fonso che in contropiede mette la palla fuori. Divanei, in incontro di Benedetto, Divanei torna da Di Fonso che elude l'intervento di Zonta, traversa del numero 10. Falcone, lancio che arriva. Caruso! Una giocata incredibile. Divanei, palla smorzata. Caruso calcia, ma sul fondo occasione per il Benevento. Di Fonso.
Palla che passa, Montefalcone! Palumbo ancora, Montefalcone! Si sta esaltando Germano Montefalcone in questo finale. Tanche lotta con Rafinha, la tiene. Passaggio un po' corto, poi giocata quindi di Fonso che rischia un po', non c'è fallo, va via Caruso che calcia col sinistro! Che gol di Umberto Caruso che fa 3-1! Gran gol di Caruso! Palumbo, Renoldi dalla sua porta, palla che gira ma sul fondo. Ivanei, Di Fonso, Palumbo si inserisce, calcia ancora Montefalcone! Attiva di Ivanei che poi serve Di Fonso che si divora il 3-2. La partita finisce qui. Vince il GGT Moer Benevento 5 che batte un grande Giovinazzo per 3-1 e trova la terza vittoria consecutiva in campionato. La squadra di Scarpitti sale quindi a 9 punti in classifica